Amici del Kun e della Lega Scuole Superiori, ben ritrovati. Un fresco pomeriggio invernale quasi ad accompagnare le due squadre in campo. È pronta la prima partita di quest'altra giornata di calcio regalata dal Kun con Istituto Voltaire versus FC Vittorio Veneto. Scorriamo velocemente le formazioni. Voltaire con Papa, Viscardi, Leone, Zucchiato, Rebian, John e Sinatra. Risponde il Vittorio Veneto con i soliti noti: Gallizia, Polizzotto, Bellini, Cottatellucci, Biondi, Lucini e la new entry Alberti. Si fa vedere adesso in avanti il Vittorio Veneto, pallone per Alberti, limite dell'aria, si gira 1-0 dopo pochissimi secondi, è già il vantaggio per l'FC Vittorio Veneto, strada già in salita per il Voltaire. Pallone non è uscito, ci arriva Biondo, pallone poi arriva a Gallizia, occhio a Biondo, largo a sinistra, ancora Gallizia, porta il pallone, Gallizia, va via Flavio, Gallizia anche a Viscardi, il pallone dentro per Biondo, 2-0, doppio vantaggio Vittorio Veneto. Non è ancora entrato in campo il Voltaire. Lancio verso Leone. Leone riceve, va via Gallizia con un numero, bravissimo Leone, ha cercato di colpire Polizzotto con l'esterno, bravissimo qui l'estremo difensore del Vittorio Veneto. Ancora Papa calcia, palla alta. Adesso Papa si chiude il triangolo con Viscardi, Viscardi con Polizzotto in due tempi e poi anche Gallizia a dire di no a Viscardi. Occasione d'oro buttata per il Voltaire. Cerca il triangolo con Alberti, capisce tutto Papa, gli porta via il pallone, subisce anche fallo. Battuta subito la punizione, adesso ancora Papa davanti a Polizzotto, insuperabile Polizzotto. Gallizia va via a Leone. Serve Bellini, ancora Bellini. Non si chiude bene il triangolo con Alberti. Servito adesso Alberti. Poi Viscardi mette fuori. Gallizia di tacco per Bellini. Leone sfida Gallizia che quasi gli porta via il pallone, anzi sì, Gallizia, il tocco per Bellini, tapina porta vuota di Bellini, 3-0 Vittorio Veneto. Batte Biondi che va da Gallizia, non l'attaccano, colpisce Viscardi, ancora Gallizia, ci riprova e questa volta buca Zucchiato, 4-0. Il poker servito dal Vittorio Veneto. Lasciala da dietro. Si chiude qui il primo tempo di Voltaire Vittorio Veneto, 4-0, risultato netto fino a questo momento. Aspettiamoci però una risposta da parte dei ragazzi del Voltaire. Si comincia dunque il secondo tempo di Voltaire Vittorio Veneto. Prova ad andare via Papa, cerca subito il tiro, palla deviata. Gallizia prova a partire, serve con l'esterno, Cottatellucci, che pallone di Gallizia. Bravissimo Cottatellucci a farsi trovare pronto e a insaccare per il gol del 5-0. Attenzione adesso, il palo colpito da Papa. Arriva ora la reazione del Voltaire. Il controllo non è perfetto di Papa. Si fa vedere in avanti Viscardi, Papa lo serve. Arriva il pallone a Viscardi, c'è ancora Papa accanto a lui. Papa riceve adesso, limite dell'aria e Polizzotto in presa bassa. Come un portiere di calcio a 5. Parte adesso il cross
La controlla di testa Bellini, poi Cottatelucci, un attimo in ritardo, arriva Zucchiatto, carica sul portiere. Pallone per John. Ancora John, perde il pallone Alberti, solo davanti a Zucchiatto, strepitoso Zucchiatto. Polizzotto va da Galizia con l'esterno Galizia, pallone largo per Bellini che rientra sul mancino, ancora Bellini, ha spazio per calciare, fa partire il sinistro, prima Zucchiatto, poi il palo a dire di no a Bellini. Pallone di ritorno per Alberti, col tacco Alberti verso Biondi, ancora Biondi, largo a sinistra, il pallone messo dentro, poi Leone si libera del pallone verso Rebian, Alberti capisce tutto, ancora Alberti, pensa al tiro, lo fa partire Alberti, che siluro di Alberti, piega le mani a Zucchiatto e trova il gol del 6-0. Cross verso Viscardi, interviene Polizzotto, poi John di testa deve calciare, non lo fa, perde allora il pallone di parte di Vittorio Veneto col solito Galizia 3 contro 1, palla larga per Cottatelucci, solo esterno della rete. Leone nel cuore dell'area di rigore, si deve liberare di questo pallone, lo fa all'indirizzo di Viscardi che sbaglia il passaggio, allora ancora Galizia, limite dell'area, il tocco è per Bellini che con l'esterno sbaglia. Riparte ancora il Voltaire con Flavio, si fa vedere John, servito adesso, ancora John a campo per andare, può pensare al tiro, allarga invece verso Flavio che incrocia col destro e accorcia le distanze, gol della bandiera per il Voltaire, 6-1. Recupera palla Flavio con l'esterno, Flavio, palla deviata, bacino al palo, poi si spegne sul fondo. Tocca adesso Papa per Viscardi. Perde palla ancora Papa su Galizia che 2 volte gli porta via il pallone. Poi adesso arriva Viscardi in interdizione, ancora Viscardi solo davanti a Polizzotto, 6-2. Salva almeno l'onore il Voltaire. Ancora Papa, recupera palla col tacco per Viscardi, 6-3. Accorciate ulteriormente le distanze. Biondi recupera il pallone, tocco morbido per Cottatelucci, capisce tutto Leone, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara, si chiude qui quindi 6-3 in favore del Vittorio Veneto ai danni dell'Istituto Voltaire. Bella partita ricca di azioni da una parte e dall'altra, anche il Voltaire complimenti per non essersi mai dato per vinto e aver recuperato almeno 3 reti nel finale. Grazie a tutti e alla prossima.